In Polonia sale drammaticamente il numero di contagi da coronavirus, ma sia la popolazione che le autorità sembrano sottovalutare il pericolo. La decisione dei turco-ciprioti, presa durante la campagna elettorale, di recuperare la città abbandonata di Varosha, inasprisce il confronto con la parte greca dell'isola. In Slovenia la domenica i negozi rimarranno chiusi, lo ha deciso a stragrande maggioranza il Parlamento di Lubiana. Sono migliaia gli adolescenti kosovari mandati dalle famiglie in Italia a imparare un mestiere e lavorare. Un libro racconta il lato oscuro di questa migrazione. Nel Gargano, in Puglia, esiste una comunità di ebrei, discendenti di uomini e donne, che negli anni 30 si sono convertiti alla fede giudaica. Le sirene delle ambulanze a Varsavia risuonano come mai era successo nei mesi scorsi, nemmeno nel confinamento di marzo-aprile, che in Polonia è stato soprattutto preventivo. La circolazione del virus era molto limitata. I numeri di Covid-19 sono ora ampiamente peggiori della primavera, con gli ospedali pieni di malati. Centinaia ricoverati in più ogni giorno, una ventina in media i pazienti aggiuntivi nelle terapie intensive ogni 24 ore, decine le vittime quotidiane. Di questo passo finiranno entro 2 settimane gli 800 posti in terapia intensiva dedicati disponibili. Ci sarebbero altri 500 ventilatori nei magazzini, ma a quel punto sarebbe difficile reperire il personale necessario. Di fronte a questi rischi, il governo ha dichiarato l'intero paese zona gialla. Del resto, il tasso di positività dei tamponi ha superato il 15%, cifra allarmante. Se ne fanno pochi di test nel paese, peraltro in media 3 o 4 volte meno che in Italia in rapporto alla popolazione, 40 milioni di abitanti. Così è arrivata la stretta sulle mascherine, ora obbligatoria anche all'aperto, ma la norma che già le prevedeva nei luoghi chiusi è stata poco rispettata nei mesi scorsi. Persino le guardie giurate dell'ospedale di infettivologia di Varsavia lavoravano a volto scoperto quando siamo andati a riprendere. Le manifestazioni dei negazionisti sono state piuttosto partecipate, hanno coinvolto ben 50 città. Come in altre parti d'Europa, la paura di una chiusura totale terrorizza diverse categorie economiche. In prima linea la ristorazione, che per il ristoro delle chiusure forzate aveva ricevuto ingenti fondi pubblici. Ci spiega un giovane ristoratore italo-polacco, Mattia Castiglione, originario di Napoli. Abbiamo paura che possano richiuderci, anche perché bisogna vedere se lo Stato riuscirebbe a supportare un altro eventuale lockdown in termini di fondi erogati per aiutare le aziende. Per cui siamo sul filo del rasoio in continuazione, insomma. Eppure, dopo il lockdown, gli affari erano ripresi bene. Per fortuna la sera, le persone escono, non si è creata una particolare psicosi qui in Polonia, per cui le persone escono abbastanza normalmente, sono abbastanza tranquille, quindi la sera lavoriamo più o meno in maniera normale. L'afflusso serale e le consegne a domicilio hanno compensato il calo dei coperti a pranzo. Il responsabile è uno, il lavoro da casa, che ha cambiato almeno in parte il volto di Varsavia, sede di molti uffici di aziende nazionali e internazionali. Ha vissuto una buona estate dal punto di vista lavorativo anche il locale gestito da Tomasz Witkowski, a maggior ragione perché molti dei tavoli del suo ristorante di cucina mediterranea sono all'esterno. Per l'inverno sarà molto più dura perché tra le misure messe in campo dal governo c'è una riduzione dei posti a sedere, un avventore ogni 4 metri quadrati, con lo spettro di una chiusura alle 22 se si finisce in zona rossa. Per Tomasz significa passare all'interno da quasi 30 clienti a 9. We are prepared for every decision of the government. Ci prepariamo a ogni decisione del governo, abbiamo diversi scenari per ogni situazione. Siamo fortunati perché lavorando fino alle 23, in caso di chiusura anticipata alle 22, perdiamo solo un'ora. Penso che dopo il lockdown siamo più preparati. Da alcuni mesi facciamo consegne e ci sentiamo pronti. After the lockdown and a few months in delivery, we are prepared for, like I said, for every scenario. Ripopolare Varosha, riportare indietro all'orologio di quasi 50 anni, quando il piccolo centro di Cipro era una rinomata località turistica frequentata dal bel mondo del cinema e dell'alta finanza.
Poi il colpo di Stato greco, l'invasione turca e la divisione in 2 zone contrapposte dell'isola fecero di Famagosta, a cui il piccolo centro appartiene, una zona militare di parte turca. Pare ora si faccia sul serio, tanto che la riapertura della città turistica, lasciata languire dal tempo e dall'incuria, è stata annunciata proprio dal presidente Erdogan durante la visita del premier di Cipro Nord, Tatar, ad Ankara. Varosha è un territorio della TRNC, ha detto, e questa è una verità indiscutibile, aggiungendo qualsiasi scenario del Mediterraneo orientale senza la Turchia non ha la possibilità di successo. Una provocazione, considera la comunità internazionale, in vista del ballottaggio che proprio questa domenica si sta svolgendo a Cipro Nord per eleggere il nuovo presidente. A sfidare l'uscente Mustafa Akinci, candidato indipendente, proprio Ersin Tatar, esponente nazionalista sostenuto dalla Turchia. È sempre lui a far visita alla spiaggia, ritornata un simbolo a fianco di sua moglie e ad un gruppo di sostenitori. Siamo molto felici. Oggi è un giorno storico, non si può spiegare. Sono sentimenti. Bir ayağımız da buradaydı. Çocukluk yıllarımızdan bu Maraş capcanlı. Durante la nostra infanzia questa spiaggia era un posto vibrante, ristoranti belli ovunque. Magosa'dan Venivamo da Famagosta camminando scalzi lungo la riva. geliyorduk. Qualche passo più in là, una manifestazione di protesta. Via le mani turche da Famagosta, si legge su uno striscione. Siamo noi legittimi proprietari, sono i greco-ciprioti, costretti 46 anni fa a lasciare le loro case. C'è chi canta e chi si commuove. Stéphanie Dujarric, portavoce del segretario generale dell'ONU, riporta le preoccupazioni di Guterres, mentre l'altro rappresentante degli affari esteri europeo, Joseph Borrell, evidenzia come la decisione di riaprire Varosha causerà un aumento della tensione e si rischierà di complicare gli sforzi per far ripartire i colloqui, riferendosi allo stallo tra la Repubblica Turca di Cipro Nord e la Repubblica di Cipro, riconosciuta dalla comunità internazionale. Le elezioni presidenziali rappresentano un ulteriore banco di prova. Tatar è sulla linea di Ankara, apertamente contrario alla nascita di una federazione, il cosiddetto piano Kofi Annan, comunque avversato anche dai greco-ciprioti. Un nuovo mandato per Mustafa Akinci sarebbe il viatico per riaprire realisticamente i negoziati. Le preoccupazioni sono anche fuori il Consiglio dell'ONU. L'ambasciatore di Cipro, Andreas Mavroyiannis, plaude al monito inviato ad Ankara, ma avverte le azioni in atto sono molto serie. Actions taking place are very serious. Le azioni in atto sono molto serie, rendono le prospettive per la soluzione del problema di Cipro molto difficili. We appeal to the occupation authorities, to Turkey. Facciamo appello alle autorità di occupazione, in particolare alla Turchia, per fermare e revocare ogni tipo di azione che distrugge le prospettive di una soluzione negoziata. In Slovenia la domenica i negozi rimarranno chiusi. Lo ha deciso a stragrande maggioranza il Parlamento di Lubiana, recependo una legge presentata dal partito di opposizione Levica, Sinistra. Malgrado la contrarietà espressa dal governo di centrodestra, la maggioranza che ha approvato la chiusura domenicale dei negozi è stata schiacciante e trasversale. 77 favorevoli, 13 contrari. Oltre ai deputati di sinistra e ai socialdemocratici, a votare a favore sono stati parlamentari centristi o di orientamento democristiano. La nuova norma prevede la chiusura di tutti i negozi la domenica e i giorni festivi. Le uniche eccezioni ammesse sono per i negozi a conduzione familiare e per le attività situate nei distributori di benzina, nei luoghi turistici, vicino ai posti di frontiera e negli aeroporti. Il deputato Matej Tašner-Vatovec è stato tra i più decisi assertori della nuova norma. I sindacati nei negozi hanno fatto un'inchiesta tra i loro dipendenti e hanno visto che più del 90% di impiegati nei negozi non vuole lavorare la domenica neanche con i contributi sulla paga, quindi è una questione soprattutto di avere almeno un giorno libero alla settimana per la famiglia, per se stessi, per fare qualcos'altro. I
sindacati, ma anche la conferenza episcopale slovena, erano decisamente schierati a favore della legge, per cui non sorprende l'accoglienza positiva con cui la decisione di chiudere i negozi la domenica è stata accolta dall'opinione pubblica. Sono favorevole alle chiusure domenicali. Anche le commesse hanno diritto ad avere un giorno libero. È giusto chiudere. I lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo. Bisogna pensare anche alle famiglie, a unire le famiglie. I bambini hanno diritto di vedere i genitori, possiamo fare la spesa il sabato. Isolata nel contestare la nuova legge è la Camera del Commercio. L'organizzazione imprenditoriale prevede un calo del volume d'affari e una conseguente ondata di licenziamenti nel settore. Probabilmente sarà contestata la legittimità costituzionale delle nuove norme. In realtà però alcuni grandi gruppi nella primavera scorsa, quando per il coronavirus tutti i negozi erano chiusi la domenica, hanno osservato che in 6 giorni realizzavano lo stesso guadagno di quando i negozi erano aperti 7 giorni su 7. Per i sindacati invece uno dei problemi irrisolti del commercio è rappresentato dai molti lavoratori assunti, soprattutto donne, con contratti precari. I diritti dei lavoratori non sono acquisiti e rimangono lì, però è una lotta continua, quindi anche la questione di lasciarli a casa la domenica è una questione dei diritti dei lavoratori che bisogna separarla da una questione monetaria, da una questione di reddito. Anche in Austria la domenica la maggioranza dei negozi è chiusa. Grave atto di terrorismo interno a Zagabria. Un giovane di 22 anni ha sparato con un Kalashnikov contro un poliziotto che si trovava di guardia davanti alla sede del governo croato. L'agente, pur ferito gravemente al torace ed una mano, non è in pericolo di vita. Il terrorista, un simpatizzante dell'estrema destra, poco dopo l'attentato si è suicidato. La polizia, durante la perquisizione dell'abitazione della famiglia dell'attentatore, ha trovato altre armi da guerra e numerose munizioni tenute illegalmente dal padre. L'attentatore, prima di suicidarsi, ha postato su Facebook messaggi contro l'autorità croata e la minoranza serba, che hanno ricevuto migliaia di mi piace e commenti favorevoli. Mi chiamo Fatnis Kalamaku, vengo da Prizren, vivo in Italia da 4 anni ormai. Sono partito appena dopo aver fatto 16 anni, ho fatto una scuola alberghiera di 3 anni, l'ho finito e adesso sono qua. Fatnis ha 20 anni e lavora come cameriere in uno storico caffè letterario di Trieste. È un ex minore straniero non accompagnato, uno dei tanti che ogni anno arrivano in Italia da soli. Senza genitori è veramente difficile, però mi sono abituato molto veloce, ho fatto una scuola bellissima e per questo sono contento. Sto pensando di fare una bella esperienza lavorativa qua, magari i prossimi 5 anni tornerò in Kosovo. La nostra legislazione prevede che il minore non accompagnato che arriva in Italia debba essere accolto in una comunità fino al compimento dei 18 anni. Dopo, se non è richiedente asilo, potrà chiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro. Sono più di 5.500 i minori non accompagnati oggi presenti in Italia, la maggior parte albanesi, oltre 1.240, e bengalesi, quasi 1.000. Il Kosovo è nella 9ª posizione, sono all'incirca 170. I kosovari arrivano principalmente a Trieste, praticamente tutti maschi e prossimi alla maggiore età. I minori vivono in comunità come questa, nella frazione di Opicina, al confine con la Slovenia. Nel tempo in cui vengono ospitati nella nostra comunità hanno la possibilità di studiare, di svolgere dei tirocini e di avviarsi anche al mondo del lavoro. In Kosovo non c'è niente, non lavoriamo niente, qua studiamo, lavoriamo, facciamo i documenti e siamo tutta la famiglia qua. Dopo i 18 anni poi cosa farai? Devo andare a Bolzano per abitare con i miei cugini, con il fratello. Che lavoro vorresti fare?
Pizzaiolo. Ma non tutte le storie hanno un lieto fine. Sono quelle che ha voluto raccontare Riccardo Roschetti, antropologo ed ex educatore in una comunità di Trieste, che ha scritto un libro proprio sulla sua esperienza con i minori kosovari. Lo ha presentato casualmente nello stesso locale dove lavora Fatnis. Roschetti ha raccolto i cattivi pensieri di chi si smarrisce, episodi di spacconeria, di difficile convivenza con le altre nazionalità in comunità, fino alla delinquenza. Il volume si intitola La masnada delle aquile. La masnada perché ho voluto parlare della componente più difficile di questi minori, quelli che poco si conciliano con l'ambiente e con le regole, perché trovo giusto assumersi il discorso che riguarda la conflittualità della presenza dei minori stranieri sul nostro territorio. Il Kosovo è l'unico Stato dei Balcani a non avere ottenuto la liberalizzazione dei visti dall'Unione Europea. Viene da qui, dalla negazione del diritto alla libera circolazione, la spinta principale alla migrazione illegale, ci ha spiegato via mail un rappresentante del governo kosovaro. Tra le azioni intraprese da Pristina per gestire il problema, la riammissione dei minori, ma nell'ultimo anno non ci sono state richieste da parte delle autorità italiane, e il contrasto alla rete di trafficanti che organizza i viaggi, con operazioni di polizia congiunte con le altre polizie europee. L'ultima, nel 2018, portò all'arresto di 8 cittadini kosovari. San Nicandro Garganico, provincia di Foggia, oggi poco più di 15.000 abitanti. Bisogna riportare indietro di 90 anni le lancette della storia per risalire agli albori di un focolare ebraico, qui, dalla genesi quanto mai peculiare. Tutto nasce dalla conversione, propiziata da una visione nel 1930 di Donato Manduzio. La sua è una famiglia umile, di braccianti, e anche lui lavora la terra. Donato, fino a quel momento vicino a gruppi cristiani non cattolici, tra loro pentecostali e avventisti, ha 45 anni quando nella notte tra il 10 e l'11 agosto vede un nuovo cammino da seguire, una strada aperta da una Bibbia ebraica regalatagli da un conoscente, dalla fede nel Dio unico, dal riposo del sabato. Quell'uomo semplice, che impara a leggere e scrivere durante il servizio militare, diviene l'inchiostro di una pagina inedita, quella della presenza ebraica sul Gargano. Chi era per lei Donato Manduzio? Quando mi è stato insegnato da mia madre, perché lui stesso ha insegnato alla comunità, alla sua piccola comunità creata in quel tempo, che prima di morire lui darà questo insegnamento nel dire: non fate di me una persona particolare, perché praticamente io sono stato semplicemente una persona scelta per far rinascere qualcosa di un significato profondo che forse neanche lui sapeva spiegare. Donato Manduzio muore il 15 marzo 1948, un anno di importanza capitale per il popolo ebraico reduce dall'orrore della Shoah. Appena 2 mesi dopo, infatti, il 14 maggio, nasce ufficialmente lo Stato di Israele, in cui si trasferisce la maggior parte dei sannicandresi che seguirono il percorso tracciato da Manduzio e riconosciuti come ebrei dopo la liberazione di Roma. È in ebraico l'Aliyah, letteralmente la salita, il pellegrinaggio che segna l'arrivo nella terra di Israele. Faranno l'Aliyah nel 1949 con l'intervento di Enzo Sereni. Partiranno più o meno una settantina di persone, andranno ad abitare la maggior parte a Safed, a Tzfat, e si integreranno benissimo nella terra di Israele, diventando la maggior parte di loro commercianti. Chi parte, chi resta, per chi rimane è un nuovo inizio che porterà a plasmare quella che è l'odierna comunità ebraica di San Nicandro. Dopo l'Aliyah a San Nicandro rimarranno 4 donne e delle famiglie con tanti problemi di matrimoni misti. Si continuerà comunque a crescere nell'educazione ebraica. Attualmente siamo circa una cinquantina di persone, di cui una parte hanno fatto il percorso ebraico, diventando ebrei, famiglie,
ebraiche. Benché non siamo nati in Israele, operiamo secondo le leggi che l'Eterno ha dato a Israele, scrisse Donato Manduzio. L'uomo semplice, circondato da uomini e donne altrettanto orgogliosamente umili, capace di dare vita con naturalezza, coraggio, tenacia a nuove strade in anni tutt'altro che facili.